Rischia di fare estinguere la pinna nobilis, sonacchera di mare dal cui piedi in passato si ricavava il bisso, una fibra tessile pregiata. A ucciderle sarebbe un parassita unicellulare arrivato dalla costa spagnola e favorito anche dal riscaldamento del Mediterraneo. Maurizio Menicucci. Si dice sano come un pesce, ma anche gli organismi marini si ammalano come quelli terrestri e la misteriosa malattia che stiamo andando a osservare adesso nelle acque di Sant'Antioco con le biologhe dell'Università di Cagliari sta decimando il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo. L'acqua tiepida della laguna e il fondo ricco di sedimento proteggono lo sviluppo di ogni sorta di organismi e le praterie di Posidonia offrono un substrato ideale per la pinna nobilis. 3 anni fa avevamo documentato queste colonie in perfetta salute. Oggi le valve, quando le sfioriamo, invece di serrarsi restano semiaperte, un pessimo segno. Perlustriamo un ampio tratto di fondale, ma è una distesa di lapidi piantate nella sabbia. Famoso per il suo bisso, la cosiddetta seta di mare, un filamento dorato con cui già millenni fa si tessevano le vesti di re e sacerdoti, questo gasteropode esclusivo del Mare Nostrum può arrivare a mezzo secolo di vita e a 1 metro di lunghezza ed è molto sensibile alla qualità delle acque. Protetto da anni come specie vulnerabile, a minacciarne ora l'estinzione sarebbe un protozoo. Essenzialmente attacca l'apparato digerente della pinna nobilis indebolendola e non permettendogli più di mangiare normalmente e diventa preda di parassiti e altri predatori naturali. Scoppiata nel 2016, l'epidemia si diffonde molto rapidamente. Partita dalla Spagna, è passata per il Tirreno centrale fino alle coste della Sicilia. Attualmente è presente anche nel Golfo di Taranto, nello Ionio. Gli ultimi dati hanno documentato la presenza fino alle coste, di Cipro. L'unica speranza di salvezza della specie è riposta nella resistenza di alcuni individui, smentita però dai monitoraggi. Questa zona era sana sino al 2017, ma come abbiamo visto oggi, qua abbiamo una mortalità praticamente del 100%. A scatenare la malattia, secondo uno studio appena pubblicato su Scientific Reports e firmato anche dai ricercatori cagliaritani, sarebbe ancora il riscaldamento climatico, ma in un gioco complesso di altri fattori. Alcuni valori concomitanti di salinità e temperatura, per l'esattezza 13,5 gradi e salinità tra i 36 e i 39 gradi, sono quelli che favoriscono appunto la dispersione del parassita nel Mediterraneo.